Vedi che bel piatto di cassola? È quella che ho mangiato in che ho fatto proprio la cassola per il di Sant. Era da poco tempo che ho imparato a fare per me. Mi mangiavi quella della mia reggiura, della mia zia, di altre persone che lo facevano bene e che la fanno bene. Anche a me adesso cercare di fare in per me i consigli della sua Anita e del suo Claudio, che a sua volta c'è poi i consigli della Cesarina, che la fa, che il piatto chi per tanto tempo. Si sa benissimo che come tutti i piatti, anche di varianti, lui la fa un po' alla sua maniera. Però ecco come è che l'ho preparata. Se ven la cosiddetta acquolina in buca, ven voglia di mangiarla e provi a farla anche gli altri, se no vi invidi. Però cominciamo dal principio, perché così le risultati finali andiamo in dre fino al principio, alla preparazione. Bisogna mettere in conto di preparare tutta la roba necessaria per tempo, mica per tempo all'ultimo momento e per vedere più scorso. Prima roba ho fatto ascoltare un po' i cudic per la grassa, in sci ho fatto gli stessi per i salami. Questi qui proprio no, i versit che di solito si usa, o un po' di salamel che in quei che si compra di solito per fare la griglia, la piastra, però in viene buoni gli stessi, anche perché in bei sauri, ma non troppo piccante, troppo salato, secondo me andava benissimo. Dopo da aver scutato, ho visto che forse le metti tiri via la pelle subito, che stira fuori e il grasso e anche la pelle, e dopo a metti dentro la cosa con i gustini, secondo me le mei. Dopo questo ho preparato i shigul, anzi prima ho messo dentro il buttere un po' d'olio per fare il soffritto e i shigul, quando si ben indurà, ho aggiunto anche il seller e poi ho aggiunto anche i carotul. Dopo come tu la sciuranita la madessa che era un po' di usmarino, di salvia, o c'è pas l'usmarin, gematria giù, la metti dentro una qualfeia però che l'avevi no, ecco, in questo caso qui non mica preparata, bisognava aver pronto. Però i rob fondamentali erano shigul, seller, carotul e il condimento, o metti un tucchetto di butter e un po' d'olio. A quel punto che, quando si ben indurà i verdure, diciamo dopo un 5 minuti, 10, bisogna andare oggi, e cominciamo a mettere dentro i custini per fare anche loro indurare e fare perdere il grasso. Ecco che, questo leggiamo un momento dopo, leggiamo dentro anche i salami, però invito dentro i custini, viene a andare per un 10 minuti, un quarto d'oretta, dopo un po' di vino, un po' di brut, e che andava, perché avevo su una bella oretta e mezza, quasi 2 ore, per fare il scorso. Dopo incominciamo a mettere dentro i versi, eccoli che i versi si ingemò ritirare, dopo e metto dentro i cudic e i salami. Quando è venuta pronta, va che bella, come la si presenta bene la cassola. Perché l'era già pronta di mangiarla, allora si fa, e fa anche la polenta, perché te avrei la cassola senza la polenta, la resta scompagnata. Allora, quindi, ciao, metto un letto di polenta sotto e sopra la cassola. È venuta bella moresina, gustosa e poi mica troppo forte, mica uncia. Infatti dopo veniva su anche il fià. Il fa, scusami, il fià è il gever per subito a lavorare. Deve mica su il fa e questo è un vantaggio.
perché ti digerisse bene. La cassola annaffiata appunto un cicin devi nel boom, magari gli stessi che ti metti dentro per farla. Io dovrò una croatina dell'altro popavesca, direi chi, ma si può comprare un bel barberon, un altro vino come se deve, e con questo se la fase cariata, vedi, buon appetito.